Letizia Cavallini, dirigente scolastico dell'Ipseo Alfredo Beltrame di Vittorio Veneto. Dirigente, un grande impegno quest'anno per il vostro istituto in virtù del premio vinto nella scorsa edizione. Ci racconta un po' i dettagli dell'iniziativa? Allora, noi quest'anno siamo titolari per l'organizzazione del 6° campionato nazionale di pasticceria. È un campionato federale perché è organizzato assieme alla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria. È un campionato che vedrà sfidarsi 60 studenti che sono già i vincitori di una selezione regionale, quindi sono già delle eccellenze. Si sfideranno a coppie. Il tema del concorso è la realizzazione di una monoporzione moderna. In 3 ore di attività laboratoriali dovranno realizzare 7 monoporzioni e dovranno aver progettato anche un packaging sostenibile e con evidenze di possibilità di commercializzazione e introduzione nel mercato. Il dolce che dovranno realizzare avrà come ingrediente base in una delle composizioni il miele DOP delle Dolomiti, ma dovrà anche ispirarsi all'arte, ai colori, ai sapori del Veneto, magari anche attraverso delle decorazioni che comunque dovranno essere tutte edibili. Storicamente il 6° campionato di pasticceria organizza anche una festa per gli studenti. Ecco, noi abbiamo pensato di creare un qualche cosa di più con l'occasione di questa festa e abbiamo ideato il primo festival della pasticceria dolce e salata delle colline del Conegliano Valdobbiadene.